Buongiorno Paolo Mancini, nuovo presidente del consorzio pescatori di Scaldovani. Lei è la vicepresidente del consorzio, presidente di una cooperativa Delta Padano, che è la più grossa cooperativa, 330 soci. Lei rappresenta la continuità con la presidenza Marchesini o un momento di rottura? No, sicuramente una continuità, non c'è assolutamente nessuna rottura né con l'ex presidente né all'interno del nuovo CDA, perché alla fine il nuovo CDA è cambiato di 2 o 3 elementi, però praticamente è la continuità di quello che è stato fatto in questi anni. Il primo intervento che farà lei come presidente, lei è stato nominato 3 giorni fa, quindi cronoprogramma della sua presidenza. Il cronoprogramma è trovare assolutamente aiuti veloci per i pescatori, perché al momento sono loro che stanno soffrendo da ottobre una mancanza di reddito. Qualche aiuto c'è stato dato, un bel aiuto c'è stato dato alla regione in questi giorni, non so se lei ha già la notizia, ma io gliela do io in anteprima. Praticamente la questione della prevalenza delle licenze di pesca è stato risolto insieme alla regione Veneto questo punto molto dolente, perché io trovavo un altro lavoro alternativo alla pesca e ci sono buone notizie, quindi un pescatore potrà fare un altro lavoro e la licenza rimarrà per un po' di tempo. In special modo nel settore turistico? Turistico, qualsiasi altro, c'è un settore che uno possa trovare altri sbocchi, perché non tutti possono andare a granchi, non tutti riescono a avere le reti e quindi una soluzione è stata trovata e quindi è stato un buon aiuto questo da parte della regione Veneto. Ecco, il granchio potrà mai diventare una risorsa oppure non è nei vostri progetti questo? Noi abbiamo come consorzio già mesi abbiamo tentato di trovare altre strade per estrarre la polpa, per fare altre cose, però sono impegni economici importanti che, non sapendo anche granchio quanto può restare nelle nostre lagune, va a finire che magari spendi milioni di euro per attrezzarti e fare le strutture, fare altre cose e dopo sparisca e tu hai buttato via denari e risolto niente. Esatto, che è successo. Quindi noi stanno partendo progetti con società diverse per l'estrazione della polpa, anche per i carapacci, per trovare sbocchi anche chimici per l'estrazione delle carapacce e appunto per noi non è stato, anche loro non ha preso questa strada perché non vale la pena spendere denari, è meglio puntare più sulla protezione e semina nelle nostre lagune.